Ah, ok, mettiti qua. Prego, prego. Alberto, non so chi lo conosce, ma fa il carrozziere di Concordia e ci racconta, lui è un barzellettiere, ha fatto anche la 6 l'ultima. Ma a livelli fortissimi. Adesso lo sentiamo perché noi, ti ripeto, il palco è Alberto, vai Alberto, dai, ti Vai, ascoltiamo noi ci anche noi. spintiamo, vai. Vai. Allora, racconto questa qui che diciamo è quella di un bambino, no? Sì, a parte che la posso contare anche in dialetto, tanto. Ti capiscono Allora, tutti. che c'è un boccia di strada sulla curva che gioca, che spaccia rotea, arriva via un carabiniere e si ferma e smonta su e vede. Cosa fanno di lì? Lei è pericoloso, chi ti c'è sotto? Sono io a fare un carabiniere, ma con cosa? Un fiale di sabbia, un fiale di acqua, un fiale di terra, un fiale di merda. Un fiale. Boom! Una sperla sul muso e il carabiniere va via. D'oro dopo e parta, e Boccia torna lì, ancora su sta curva, e vede il carabiniere smonta solo, vede ancora lì. Ma sono ancora qua, ma cosa che devo qua? Sono io a fare. Cosa? Un carabiniere, con cosa? Un fiale di sabbia, un fiale di acqua, un fiale di merda. Boom! Una sperla sul muso, sì, vede il carabiniere, va via. E solo dopo stessa musica ancora lì, Boccia sulla curva ancora di nuovo, cos'è lì? Cosa che devo qua? Cosa devo fare? Un poliziotto, ma con cosa? Un fiale di sabbia, un fiale di acqua, un fiale di terra, ma la merda non ti capite? No, se no io farò un carabiniere la vita. E anche voi che l'avete capito. Soprattutto salutiamo i carabinieri che sono là, ciao ragazzi, ci vediamo. Per fare il carrozziere è fortissimo quel barzellettiere. Sì. Tu fai il carrozziere proprio carrozziere. Ma La se- seconda, vai con il la seconda. carrozziere quando muore lo cremano o lo cromano? E se la poteva risparmiare. Allora questa qua, allora cosa succede? Che a lei dopo Rosetti, no, che si trova sempre insieme, allora lei è che la invitare a casa sua dai suoi, e la invitare lui, no? E allora lui che dice, ascolta me, non sta da me mangiare fasioi, è sempre fasioi, che dopo mi viene brontoni del stomaco, è sempre fasioi. Dica a tomare, che mi fai un fiale di minestrina, qualcosa, una pasta asciutta, va bene? Sì, va bene. La sera, tutto contento, arriva la sera là, tutti a mangiare lì ancora fasioi, madonna ancora fasioi, mangiasi fasioi, a un certo punto che fa a sua morosa, ascolta, vai fuori un attimo perché ho un mal di panza, allora cosa fa? Il malvivore arriva lì, tira solo le braghe lì e si mette lì e la fa, no? E si gira, sparita, non la vede più, ma qua, lei qua, lei era qua, ma lei era qua, lei qua. A un certo punto te vede il suo suocero futuro, con la pila puntata e non lo vede lì, quei braghe tira adesso, arriva, ma cosa che ti fatti qua? Sono venuto sempre l'orologio, certo che succede robe strane stasera. Dì che ti va a cercare l'orologio che braghi tira adesso e gli altri che corre per la cucina con una merda di maschina. Alla pagina 77 No, tu non hai no, per capito. me. Dai, Alberto, dai. Allora questa qua allora è quella che va a confessarsi, no? Allora Siamo pronti a posto qua. e va a confessarsi, allora il prete che fa, Rica, finalmente vieni pure confessionale, vedi confessionale lì? Fa, quanti anni io che non ti confessa più? Quanti anni hai tu? Fa, 80, quanti io che non ti confessa più? E da quando ho fatto la prima comunione? Ma ti sei un peccatore prima io? No, lei da fuori dal confessionale, va fuori, e il prete pisa un cielo così, e va sotto il crocifisso e comincia a dirgli, guarda, ti si sta qui tuo peccato, ti si sta mettendo in croce, guarda l'acqua che orona le spine, il sangue, ti si sta, le frustate, ti si sta, i frustati, e tutte le mani, i ciodi sulle mani, sui piedi, ti si sta, a un certo punto che la scusi, no, e guardi che le dico bruciare le mani, dopo viene colpa mia. Come sta andando? Bene. No, ditelo voi, è il vostro concittadino. Facciamo un'altra, facciamo l'ultima? No, ditemelo voi, facciamo l'ultima. Vai. Beh, allora racconta questa qua, allora l'euro che non può pagare, ma l'ho talmente addestrato in casa, che cosa fa? E doveva andare via un po' di giorni, il pappagallo si era dentro in casa e tanto la tranquillo. Dopo un po' di giorni che in casa, il padrone di casa non era d'inverno, e verso la porta il vede boetta, gasolio, qua, 2.000 euro di gasolio, ma che ostaccio, comincia a guardare, non è del pappagallo bello e là che si sgola insieme al termo, brutto cancro, Titi si sta, perché i vicini di casa, Titi si sta nel gasolio, lo ciapa, lo porta fuori, sul pergol e che versa le ae, lo picca sul crocifisso con le ae, che mette 2 soldi, dite sta. Passa un giorno, passa 2, passa 3, pappagallo, l'acqua verde così. A un certo punto pappagallo un giorno fa, ma signor Leita, ma quanto tempo io che ti dici qua così? Leita, le 2.000 anni che sono qua. Madonna, ma quanti gasolio avete ordinati? Bravissimo Alberto Consolini, bravo Alberto. Bravo, grazie Alberto, grazie mille.